Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Gli anni delle stragi e il piano di 'Ndrangheta e Cosa Nostra per destabilizzare lo Stato, il blitz della polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia dello Stretto per l'esecuzione di 2 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti elementi ritenuti di vertice di 'Ndrangheta calabrese e Cosa Nostra siciliana, secondo gli inquirenti nel quadro di un'unica strategia mafiosa di attacco allo Stato negli anni 93 e 94 sarebbero tra i mandanti di 3 attentati. Vediamo. Gli appuntati Antonino Fava e Giuseppe Garofalo morirono il 18 gennaio 94 in un agguato sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. A sparare, confessarono anni dopo, Giuseppe Calabrò e Consolato Villani, quest'ultimo minorenne all'epoca dei fatti. I due, dopo l'arresto, sono divenuti collaboratori di giustizia. Calabrò, tuttavia, ha sempre sostenuto che l'agguato fu una reazione per timore che potessero fermarli, mentre a bordo di un'auto trasportavano armi. Ma recentemente, nel maggio 2016, Villani, deponendo al processo sulla trattativa Stato-mafia a Palermo, ha riferito che aveva chiesto il perché degli agguati ai carabinieri a Calabrò e che questo gli aveva risposto che stavamo facendo come la banda della Uno Bianca, attaccavamo lo Stato. Villani ha anche riferito di essere stato lui, su disposizione di Calabrò, a fare una telefonata in cui si rivendicava l'attentato costo la vita a Fava e Garofalo, in cui disse «questo è solo l'inizio». E questa la chiave di lettura del duplice omicidio e anche degli attentati compiuti il 1 febbraio 94, quando furono feriti l'appuntato Bartolomeo Musicò e il brigadiere Salvatore Serra, e il 1 dicembre 94, quando rimasero miracolosamente illesi il carabiniere Vincenzo Pasqua e l'appuntato Silvio Ricciardo. Questa mattina la squadra mobile di Reggio Calabria ha stretto le manette ai polsi di 2 elementi di spicco dei clan calabresi siciliani. In carcere Rocco Santo Filippone, elemento organico al potentissimo clan piromani di Gioia Tauro, ed è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere a Giuseppe Graviano, capomafia nel mandamento di Brancaccio a Palermo. E la conferma che l''Ndrangheta fu protagonista, al pari della mafia, che però ebbe un ruolo operativo fondamentale, nell'attacco allo Stato portato tra il 93 e il 94, in quella che fu definita la stagione delle stragi continentali, con gli attentati di Firenze, Milano e Roma. Gli attentati contro i carabinieri, secondo gli inquirenti e gli investigatori reggini, non vanno letti ciascuno in maniera singola e isolata, ma vanno inseriti in un contesto di più ampio respiro di carattere nazionale, nell'ambito di un progetto criminale, la cui ideazione e realizzazione è maturata all'interno delle cosche di 'Ndrangheta, ma si è sviluppata attraverso la sinergia, la collaborazione e l'intesa di organizzazioni criminali che avevano come obiettivo l'attuazione di un piano di destabilizzazione del paese, anche con modalità terroristiche. Giuseppe Graviano, capo del mandamento mafioso di Brancaccio, coordinatore delle cosiddette stragi continentali eseguite da Cosa Nostra, è attualmente detenuto in regime di carcere duro. Rocco Santo Filippone, 77 anni di Medicucco, era capo del mandamento tirrenico dell''Ndrangheta all'epoca degli attentati. A quest'ultimo, la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria contesta anche il reato di associazione mafiosa per essere ritenuto, anche attualmente, l'elemento di vertice della cosca Filippone, direttamente collegata alla più articolata e potente cosca Piromalle di Gioia Tauro.